I frati cappuccini giunsero a Padova nel 1536, insediandosi a Roncade di Albignasego. Dopo numerosi tentativi riuscirono a trovare un sito nel 1554 nel borgo di Santa Croce, nel luogo dell'ex convento delle monache di Sant'Agata e Santa Cecilia. In questa sede, che è quella attuale, all'inizio venne edificata una chiesetta, sfruttando come convento gli edifici presenti. Dopo una ventina d'anni iniziò la costruzione del nuovo convento nel 1578, acquisendo un po' di terreno attiguo attraverso delle donazioni, e fu edificato il convento e la seconda chiesa, concludendo l'opera nel 1581. La chiesa fu dedicata alla Trasfigurazione di Cristo e consacrata nel 1588. Nel 1811 cosa successe? Successe che arrivarono i francesi con Napoleone, quindi abolirono tutte quante gli ordini monastici e i vari ordini della Chiesa. Comunque in questo periodo i frati comunque o si rifugiarono in altri posti o si incardinarono nella chiesa locale. Nel 1824 il decreto imperiale ripristinò il convento nel luogo d'origine. Nel 1825 venne ricostruita la nuova chiesa e il nuovo convento. La chiesa venne ancora dedicata alla Trasfigurazione. Il convento venne chiuso nuovamente nel 1867, imposto dal nascente Stato unitario d'Italia. I cappuccini trovarono rifugio nel vicino quartiere Bassanello, per rientrare definitivamente nel 1872 ancora a Santa Croce, dove si trovano fino ai nostri giorni. Essendoci state parecchie pestilenze, essi si dedicarono soprattutto ai lazzaretti per assistere ai vari malati appestati, ammalati di peste. È un altro periodo difficile quello tra la prima e la seconda guerra mondiale. Tra la prima e la seconda guerra mondiale praticamente fu un periodo estremamente difficile, perché specialmente dopo la rotta di Caporetto, siccome Padova era al confine praticamente del fronte di guerra, fu parecchie volte bombardata, e comunque resistettero e rimasero nel loro convento e riuscirono a mantenere la loro integrità. Gli anni successivi alla guerra furono molto importanti, con una grande vitalità tra i frati. Si ripresero gli studi e soprattutto il convento subì un grosso impulso per la presenza di San Leopoldo, che richiamò moltissima gente al suo confessionale. Ponendo il convento all'attenzione del mondo in questi anni, la struttura fu quasi nella totalità cambiata tra il 1931 e il 1932, all'infuori della chiesa, che con il bombardamento del 1944 venne abbattuta con parte del convento. L'opera di ricostruzione iniziò il 12 luglio del 1945 e terminò nel medesimo anno con la consacrazione del convento e della chiesa da parte del vescovo Carlo Agostini, assumendo la struttura attuale.